Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Come di consueto apriamo il nostro TG parlando proprio del numero dei bollettino per riguardo la regione Calabria. Sono 1108, 6 in più di ieri, i casi positivi di coronavirus nella nostra regione. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 33.950 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione sono 1.108, 6 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 32.842. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 47 in reparto, 2 in rianimazione, 68 in isolamento domiciliare, 67 guariti e 31 deceduti. A Cosenza 25 in reparto, 1 in rianimazione, 308 in isolamento domiciliare, 91 guariti e 28 deceduti. A Reggio Calabria 24 in reparto, 3 in rianimazione, 139 in isolamento domiciliare, 70 guariti e 16 deceduti. A Crotone 9 in reparto, 58 in isolamento domiciliare, 40 guariti e 6 deceduti. E a Vibo Valentia 56 in isolamento domiciliare, 14 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro e di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati 2 pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 6.675, così distribuiti: a Cosenza 1.504, a Crotone 1.680, a Catanzaro 1.884, a Vibo 267 e a Reggio Calabria 1.340. Le persone giunte in Calabria da zone a rischio che si sono registrate al sito della regione sono 16.837. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. E la nuova ordinanza della governatrice Jole Santelli, emanata proprio nella tarda serata di ieri, ha trovato l'opposizione dei sindaci in Calabria. Stamattina anche il Premier Conte ha definito illegittima l'iniziativa. Eccola l'ordinanza che ha tolto il sonno ai calabresi. La governatrice Jole Santelli l'ha firmata nella tarda serata di ieri. L'ultimo aggiornamento sul sito della regione segna le 23:08. Il documento in 10 punti di fatto anticipa in Calabria la fase 2, anzi spinge oltre, consentendo già da oggi, ad esempio, gli spostamenti all'interno del proprio comune o verso un altro comune per lo svolgimento di sport individuali, la riapertura di bar, ristoranti, pasticcerie, agriturismo attraverso il servizio con tavoli all'aperto, gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni, l'attività di commercio al dettaglio anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti. La Presidente della Regione motiva la sua scelta affermando che i calabresi in queste settimane hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole. È giusto, dunque, sono parole sue, che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Un provvedimento a sorpresa che spiazza i sindaci, alcuni dei quali, come il primo cittadino di Castrovillari, Mimmo Lopolito, in piena notte emana l'ordinanza in cui stabilisce che la città del Pollino si atterrà alle direttive del governo e non della regione. Altri seguono il suo esempio. Nasce il fronte contro i liberi tutti, con poche eccezioni. Dal governo è il ministro Francesco Boccia a far sapere che saranno diffidate le ordinanze delle regioni non coerenti. Stamattina il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in Parlamento ha ribadito che le iniziative improvvide delle regioni sono illegittime. Resta la domanda: perché la governatrice, finora così prudente, ha cambiato idea? E c'è un vero e proprio fronte del no che vede in prima linea alcuni dei sindaci di diverso colore politico che si oppongono all'ordinanza della Santelli. Fra loro ci sono anche il primo cittadino di Lamezia Terme e quello di Castrovillari.
La Santelli apre, ma sono i sindaci, questa volta, a chiudere le aperture previste nell'ordinanza della governatrice. Al di là dei colori politici, molti primi cittadini della nostra regione hanno deciso per il braccio di ferro, a cominciare dal comune di Lamezia Terme, con Mascaro che ha emesso una, chiamiamola, controordinanza per bloccare le riaperture previste dal decreto regionale. Questa ordinanza non la condivido, quelli che sono i passaggi di estiva apertura. Io subito dissi che rispetto a quella che era stata un po' la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, quando è andato a ipotecare la data dell'1 giugno per riapertura di bar e ristoranti, è sembrata un'ipoteca a troppo lungo termine. Avrei preferito che non vi fosse un'ipoteca a lunga distanza, perché ritengo che probabilmente aprendo il giorno 4 le attività che ho specificato prima, anche per il giorno 18 potrebbe ipotizzarsi, se non vi è una ripresa della diffusione del contagio, la riapertura di bar e ristoranti. Però sinceramente andare contestualmente da subito, dalla notte al mattino, a riaprire bar e ristoranti, a consentire una maggiore mobilità delle persone, mi è sembrato un rischio al quale la mia comunità io non intendo sottoporre. Primo a muoversi su questo fronte è stato comunque il sindaco di Castrovillari Lopolito, preoccupato per la salute dei suoi concittadini. Noi fino a questo momento non avevamo avuto nessun caso, se non un militare che era venuto da fuori e in pratica era venuto già, che aveva avuto contatti con un positivo Covid. E poi ci eravamo, attrezzati per fare i controlli, grazie anche alle forze dell'ordine presenti sul territorio. Però ecco, da qualche giorno è venuto fuori un positivo all'interno dell'ospedale e questa per noi è una situazione di particolare attenzione. Tant'è vero che sono stati richiesti e sono già stati fatti diversi tamponi. Oggi per fortuna sono arrivati i risultati dei soccorritori, che comprendevano anche i vigili del fuoco, che sono tutti negativi. Solo ieri però ne sono stati fatti altri 44 e poi ne dovranno essere fatti altri per un totale di 187 tamponi, perché tante sono state purtroppo le persone venute in contatto con questo positivo Covid. E allora in una situazione del genere, generalizzare le aperture per come è stato fatto, tra l'altro senza che nessuno fosse attrezzato, non si può partire dalla sera alla mattina, in primo luogo. In secondo luogo perché gli esperti del Ministero hanno verificato la necessità di una gradualità, ecco, nella impostazione della fase 2. E io mi fido degli esperti del governo, anche perché il rischio di un ritorno, come c'è stato in Germania, ma come c'era stato una decina di giorni fa a Singapore, potrebbe essere davvero un colpo di grazia per noi, perché adesso abbiamo saputo quello che era successo al nord e ci siamo attrezzati, ma nell'istante in cui lo dovessimo importare, perché è facile, visto che dal 4 rientreranno tanti che noi avevamo in qualche modo bloccato al nord, soprattutto nelle zone rosse, rientreranno tutti. Allora io mi sarei attrezzato, anziché di dare lo spunto per l'apertura, a dire come far rientrare questa gente in sicurezza e dove effettuare i tamponi a questa persona. Se il presidente della Calabria, Jole Santelli, non ritirerà l'ordinanza entro questa sera, il governo procederà con la diffida, e quanto avrebbe sottolineato il ministro delle autonomie Francesco Boccia nel corso proprio di una videoconferenza con le regioni, lanciando un appello proprio al governatore Santelli. Senza una risposta entro questa sera, avrebbe spiegato, il governo procederà con una diffida e poi ad impugnare il provvedimento. Intanto anche Giuseppe Falcomatà dice no e mette in campo una controordinanza per la città dello Stretto. Subito dopo la firma dell'ordinanza, il sindaco di Reggio racchiude in un post ironico su Facebook il suo pensiero: non si gioca sulla salute delle persone, scrive Falcomatà, che oggi a mente fredda commenta così la decisione assunta dalla Santelli. Io ho appena firmato un'ordinanza nella quale al netto di quelle che sono le valutazioni del governo, si ribadisce proprio che nella città di Reggio Calabria si rispetta la legge, si rispetta la gerarchia delle fonti, si rispetta la Costituzione e quindi si rispettano tutte quelle che sono le previsioni inserite all'interno dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Ci tengo però a ribadire che noi
siamo i primi a voler ripartire, noi siamo i primi a voler immaginare una nuova stagione per la nostra città, a voler ripartire già dalla stagione estiva, e stiamo, come voi sapete, lavorando in questo senso, in sinergia con i cittadini e con le associazioni. Tuttavia vogliamo ripartire nella piena garanzia e sicurezza di quelle che saranno le misure del distanziamento sociale, nella piena sicurezza e garanzia di quelle che saranno le indicazioni fornite dalla comunità scientifica, dai medici, dagli scienziati, dagli epidemiologi e insomma da tutti coloro che dovranno darci le linee guida non soltanto sul quando si aprirà, ma anche sul come si aprirà. Quello che non permetteremo mai, quello che non consentiremo mai è che sulla pelle dei cittadini e sulla salute dei cittadini si consumi uno scontro dall'odore politico, dall'odore partitico, che non ci dovrebbe essere, soprattutto in una fase di emergenza, soprattutto in una fase nella quale i cittadini hanno bisogno di certezze, soprattutto in una fase nella quale le istituzioni devono dimostrare senso di responsabilità, altissimo senso di responsabilità nei confronti delle comunità che hanno l'onore di amministrare. Ma c'è anche chi è favorevole, ma con cautela, come il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e con i piedi di piombo va anche il sindaco di Rende, Marcello Manna. L'avvio della fase 2 alla Calabrese è stato uno shock per molti, ma alla fine il peso delle decisioni si riversa sui sindaci, che devono gestire situazioni non semplici legate alla ripartenza. A Cosenza il sindaco Mario Occhiuto ha una gran voglia di rimettere in moto la città, che ha numeri bassissimi di contagi rispetto alla media, ma avrebbe preferito una tempistica diversa e un'organizzazione più ragionata. Io sono sostanzialmente favorevole alla riapertura, però con le modalità, con i tempi che vengono, diciamo così, anche concordati in modo che non si crea incertezza fra la popolazione, non si creino problemi anche fra gli operatori e che ci siano le cautele e la prudenza massima. Quindi è chiaro che se hanno aperto dei locali, nell'ordinanza della Santelli ho visto che c'erano allegati anche dei modelli che erano necessari per le aperture e spero che questi siano stati tenuti in considerazione, perché se un locale apre e non ha neanche sanificato gli ambienti interni per la preparazione degli alimenti, è chiaro che diventa anche fuori legge. Per quanto riguarda le modalità, credo che sarebbe stato meglio, diciamo, preparare prima il terreno e fare delle aperture graduali. Il sindaco di Rende, Marcello Manna, chiude alla possibilità di riaprire tutto e subito, ma sfrutta l'occasione per cominciare a predisporre un piano per il futuro. Secondo me oggi non è possibile che apra nessun esercizio commerciale di quelli che sono stati autorizzati, perché c'è bisogno di prevedere la distanza sociale, la sanificazione dei locali e quant'altro. Allora noi stiamo per emettere una ordinanza dove facciamo obbligo a tutti gli esercizi commerciali che vogliono e intendono aprire di presentare un progetto, perché innanzitutto si dice bisogna lavorare all'esterno. Questo riguarda la concessione di uno spazio pubblico e quindi va comunicato qual è lo spazio pubblico e va autorizzato questo spazio pubblico. Va visto per i servizi che ci sono all'interno dei locali, se la sanificazione, c'è un progetto per la sanificazione, se c'è anche un progetto che preveda espressamente e visivamente il distanziamento sociale. Anche Catanzaro prende le distanze dalla nuova ordinanza della governatrice Santelli. Il caso fa discutere perché il sindaco Abramo, esponente di centrodestra, schieramento politico di cui fa parte anche la presidente della regione. Le immagini che vedete le abbiamo girate questa mattina a Catanzaro Lido. Le saracinesche dei bar sono rimaste abbassate nonostante la bella giornata, il blu del mare invitante e il vento che caratterizza la città capoluogo. Le strade sono semivuote. Dal Palazzo di Città il sindaco Sergio Abramo non vuole rilasciare dichiarazioni alla stampa. In compenso firma un'ordinanza che conferma fino a domenica 3 maggio tutte le misure in merito al contenimento del contagio da
da Covid-19. Resteranno pertanto chiusi, fa sapere Abramo, anche in questo fine settimana parchi e aree giochi, cimiteri e tutte le altre attività regolamentate, quindi bar e ristoranti, con l'ordinanza di proroga diramata ad aprile. Quanto deciso dal primo cittadino di Catanzaro congela di fatto le disposizioni contenute nell'ordinanza emanata dalla Presidente Jole Santelli sulla riapertura possibile già da oggi di bar, ristoranti con servizio anche all'aperto. La presa di posizione di Abramo fa scalpore in quanto a capo di una maggioranza di centrodestra, frizione interne ai partiti o non condivisione di quanto disposto dalla stessa ordinanza della governatrice della Calabria. Di fatto Catanzaro resta in lockdown. E i bar si preparano all'apertura. Noi siamo andati a Cosenza a vedere qual è la situazione. Ieri sera l'ordinanza a sorpresa della Regione Calabria, che ha dato il via libera alla riapertura di bar e ristoranti, seppur con servizio all'aperto. Stamattina qualcuno ha subito ripreso l'attività. Stamattina abbiamo deciso di aprire subito, visto i grossi disagi economici che abbiamo. Ecco, ma avete già avuto molti clienti? Come è stata accolta? Pochissimo, perché stamattina accolta quei pochi che sono stati erano abbastanza contenti finalmente di prendere un caffè. Abbiamo fatto 2 ingressi, un ingresso da questo lato con le direzioni per andare alla cassa, abbiamo isolato tutto con dei pannelli di plexiglass, le casse, e poi l'uscita l'abbiamo fatta dall'altra parte. Ci siamo programmati per quando poi ci faranno aprire in futuro, in modo che sono protetti sia i clienti che l'operatore. In giro si respira entusiasmo tra gli esercenti commerciali. Il turismo deve ripartire, in tutta sicurezza si deve tornare a vivere. Stiamo prudenti, ma torniamo a vivere, non possiamo morire. Avrei aspettato il 18, però poi ognuno, penso che le persone stiano attente, insomma, perché non bisogna scherzare. E anche nel Reggino le attività commerciali si preparano all'apertura. Vediamo il nostro inviato. Tutti vogliono riaprire, incassi mancati per 2 mesi, contributo in negativo al PIL già in discesa di suo, fanno certamente pensare al giorno in cui si rialzeranno le saracinesche, ma i tempi tecnici servono e quindi a Reggio Calabria e provincia molti esercenti aspetteranno qualche giorno prima di dare nuovo corso al lavoro, nonostante l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale Santelli. In giro, tra la città dello Stretto e la costa tirrenica e ionica, si coglie il desiderio di riprendere, ma prevale la prudenza. Insomma, si vuole aspettare. C'è chi si industria optando per il servizio a domicilio, è un modo per sentirsi impegnati, dice il titolare di un bar creperia, ma c'è anche chi reputa economicamente penalizzante aprire adesso. Sarebbe appunto antieconomico, afferma un altro esercente da noi interpellato. In questa situazione ci rimetto di meno stando chiuso. Se aprissi adesso avrei costi pazzeschi che non so quando recupererei. Quindi più opportuno aspettare qualche giorno e organizzare al meglio l'attività, sapendo che la gestione razionalizzata degli spazi consentirà un pur minimo guadagno. C'è chi poi aspetta lo sblocco totale prima di riprendere e guardare le vetrine vuote dove fino a poco più di 40 giorni fa trionfavano babà, bignè, diplomatici e cannoli fa decisamente tristezza. Cambiamo argomento. Protesta nel primo pomeriggio a Cosenza dei 35 lavoratori della cooperativa Addis che chiedono la proroga del contratto scaduto proprio oggi. Da domani, fanno sapere, ci saranno conseguenze per alcune fasce deboli come i dializzati che non potranno garantire il servizio. Vediamo proprio le parole di qualcuno di loro. Noi siamo della cooperativa Addis, svolgiamo il servizio per il comune di Cosenza da 22 anni. Oggi scadeva la proroga e a tuttora non abbiamo ricevuto risposta da nessuno. Penso che abbiamo diritto di sapere che fine faremo, perché in queste condizioni non si può continuare più. Noi facciamo anche un servizio di dialisi fino a stamattina e anche in pandemia abbiamo lavorato 24 ore su 24. Domani mattina i dializzati dovranno dializzare, a questo punto non so come faranno.
per cortesia dall'alto, e chiedo dall'alto, ci diano delle risposte, perché siamo tutti padri e madri di famiglia, monoredditi e persone che hanno lavorato con tanta serietà. Vi prego caldamente di darci risposta, perché siamo persone stanche. Ancora parliamo di cronaca, perché il GIP di Catanzaro, Claudio Paris, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per l'ex sindaco di San Vito allo Ionio, Alessandro Doria, di 63 anni, sostituendola con il divieto di dimora nella provincia di Catanzaro. Il GIP ha accolto la richiesta avanzata dal legale dell'indagato, tenuto conto delle dimissioni del sindaco subito dopo il suo arresto. Ha ritenuto proporzionata e adeguata come misura quella di allontanarlo dalla provincia in cui si trova il comune che ha amministrato fino al giorno del suo arresto, il 22 aprile scorso, con l'accusa di istigazione alla corruzione e corruzione per l'esercizio delle funzioni. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Le perturbazioni atlantiche scorrono sull'Europa centrale, mentre la nostra regione continua ad essere interessata da correnti occidentali che tra oggi e domani provocheranno al più il passaggio di nubi sparse ma senza fenomeni. Domani nubi basse e sparse sui versanti tirrenici ma senza fenomeni significativi. Al più isolate pioviggini sui litorali tirrenici. Altrove poco nuvoloso per passaggio di innocue velature, temperature pressoché stazionarie. Domani mosso il Mar Tirreno, il Golfo di Taranto e il Golfo di Squillace, poco mossi gli altri mari, venti da ovest deboli a tratti moderati sul Tirreno, sempre da ovest ma a tratti forti sui golfi di Corigliano e Squillace. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E ci sono anche artisti calabresi per l'evento di musica e spettacolo che si terrà domani 1° maggio a partire dalle 21 sui social network. Io vi lascio a questa copertina proprio dedicata all'evento e vi auguro una buona serata. Grazie. Ciao a tutti da Gennaro Calabrese, oppure se preferite da parte di Cristiano Malgioglio, amore. Ciao a tutti, sono Sergio Cammarriere, vi aspetto all'appuntamento solidale musicale organizzato da Pierluigi Virelli. Su tutte le pagine, da Instagram a Facebook, seguiteci tutti, con like e qualunque. Sono Karima, una cantante, e sono qua per invitarvi ad un evento molto importante. Sono Salvatore De Siena del Parto delle Nuvole Pesanti. Ciao a tutti, sono Marco Gavretti. Il 1° maggio, dalle ore 21, su tutti i canali social di Pierluigi Virelli. Sono Micaela, ci sarò anch'io all'evento Musica e Coraggio. È un concerto organizzato per raccogliere fondi. Come si dice dalle mie parti, una mano sul cuore e una mano in pocia, mi raccomando. Ci sarà da divertirsi, ci sarà da ascoltare musica, sketch di teatro, artisti di ogni genere. Ci sarà una gran festa di musica e coraggio, con il cuore e con la testa. Donate qualcosa per vostra bontà alla bella Calabria e alla sua sanità. Vi aspetto sui social di Pierluigi Virelli il 1° maggio per questa grande festa di musica e coraggio. Una grande piazza virtuale per celebrare la festa dei lavoratori e noi ci saremo con quello che sappiamo fare meglio: la musica e la danza. E non vi scordate che alla 1° maggio noi tutti suonando con forza e coraggio. Quello che chiediamo non è carità, ma semplicemente è la dignità. Un modo simpatico, allegro ed energico per ripartire dopo questo periodo di quarantena. E ci vuole veramente pace e bene. Ci vediamo. Diffondete questo video e ci vediamo venerdì 1° maggio a partire dalle ore 21 in diretta streaming sui canali social di Pierluigi Virelli. Ciao a tutti.